Bene, abbiamo lasciato Piazza Garibaldi e la notte europea dei ricercatori. Prima di occuparci di un argomento particolare, la mediazione extragiudiziale, c'è stato in questi giorni 3 giorni di congresso internazionale a Cagliari, di cui secondo me si è parlato pochissimo. Andiamo sulla piena attualità. Lunedì i dati dell'Istat incoraggianti per quel che riguarda l'occupazione, record degli ultimi anni, ma qualche giorno prima c'era stato il report di CNA, il primo tra quelli delle organizzazioni datoriali sarde, che parlava di numeri positivi anche per la Sardegna. Sì, il nostro report riprende un'indagine effettuata sul campo dal sistema Excelsior Unioncamere, quindi è un sistema che misura in maniera davvero attendibile le aspettative, la fiducia, diciamo, degli imprenditori e delle imprese sulla congiuntura, in questo caso nazionale, per quanto ci riguarda, nel caso specifico quella regionale. Dal dato emergeva già che nell'ultimo trimestre il sistema delle imprese isolane ha prodotto un ingresso di nuova occupazione nell'ordine di 30.000 posti di lavoro. Ovviamente sono le nuove assunzioni, in questo dato non sono conteggiate le cessazioni. Ma nel computo che viene fatto il riferimento era a 4.000 nuove assunzioni nel mese di luglio e all'incirca quasi 1.500 nei 2 mesi a seguire, agosto e settembre. E quindi con una propensione che peraltro poi comparata con l'andamento dello scorso anno misurava una crescita rispetto al periodo precedente, e quindi un dato che poi è stato confermato dall'Istat. C'è un incremento anche a livello regionale ovviamente degli occupati, crescono gli occupati in campo maschile anche per quanto riguarda le donne di circa 1,5 punti. Cresce quindi la base, diciamo, occupazionale, siamo intorno al 15,7% come dato diciamo, generale, con una tendenza che viene confermata in crescita rispetto allo scorso anno. Ovviamente anche dentro questo quadro poi ci sono gli elementi di criticità che riguardano alcuni settori, noi li abbiamo anticipati nel nostro report e quindi abbiamo sulle aspettative di nuovi ingressi nel mondo del lavoro un dato buono su alcuni settori, meno buono su altri, e quindi le tendenze negative sono quelle che riguardano, ahimè, ma questo è ormai un dato che si consolida nel tempo, il settore delle costruzioni, dove rispetto a una percentuale, a un tendenziale di crescita nell'ordine del 13,7%, le costruzioni sono appena al 9,1%, quindi nella platea e quindi nel panorama delle imprese solo il 9% delle imprese delle costruzioni ovviamente si accinge ad assumere nuovi occupati, con una debolezza che riscontriamo anche nel settore dell'industria, diciamo, e della manifattura. Al contrario invece del turismo, dove gli indici vanno bene e quindi si conferma l'ottima performance del 2017, che come sappiamo per la Sardegna è stato un anno veramente eccezionale. E qui il dato delle assunzioni nel turismo confermano la forte stagionalità. Nell'ultimo trimestre il 25, 26, 27% a seconda dei mesi che prendiamo come riferimento è il turnover, quindi questa propensione alle nuove assunzioni, che è un dato molto forte che marca questa condizione di forte stagionalità del settore, perché la media nazionale è intorno al 10%. Abbiamo parlato del settore delle costruzioni. Devo darle atto, Porcu, di essere stato tra i pochi, molti mesi fa, a segnalare la difficoltà del passaggio in Consiglio regionale dell'attesissima legge urbanistica. Perché la vedeva così negativamente?
Ma intanto perché tendenzialmente per esperienza noi sappiamo che leggi così complesse e che inevitabilmente producono anche elementi, come dire, di contrasto e di resistenza, perché gli interessi in gioco sono tanti, si possono portare a compimento nella prima fase della legislatura o si fanno nel primo biennio, diversamente diventa veramente complicato. La legge urbanistica, peraltro, il tentativo che veniva fatto è un tentativo che ormai veniva fatto in settimane di una campagna elettorale che è ormai in pieno svolgimento. E in più io credo che abbiano pesato anche alcuni errori da un punto di vista dell'impostazione del testo, dove su alcuni articoli si è acceso un dibattito, a ragione diciamo, un dibattito perché non c'era necessità di inserire degli elementi mettendo in discussione delle date e delle posizioni ormai acquisite da un punto di vista della tutela e della salvaguardia dell'ambiente, per esempio la fascia costiera. Ecco, e quindi l'insieme di queste questioni inevitabilmente hanno poi portato al de profundis che conosciamo. Ritorniamo all'occupazione per un particolare. Che impatto avrà nei prossimi mesi la concreta realizzazione del piano Lavoras, nel quale la Regione ha investito un tesoretto probabilmente il più importante degli ultimi 20 anni? Ma guardi, intanto anche i dati che noi commentiamo positivamente, fortunatamente dobbiamo sempre tener conto del fatto che quando si parla di occupazione, l'occupazione non è solo numerica, noi peraltro parliamo di nuovi posti di lavoro, poi dobbiamo parlare anche della qualità dei lavori e quindi degli stipendi e quindi anche delle mansioni e dei ruoli che poi vengono svolti dentro il mercato del lavoro. E per la verità noi stiamo recuperando da un punto di vista numerico, ma la qualità rimane davvero molto fragile. Nel senso che se prendiamo per esempio il numero di ore lavorate, questo è molto al di sotto del periodo pre-crisi, ma poi basta un dato. Noi pur con le rivalutazioni che l'Istat ha fatto rispetto al periodo pre-crisi, noi abbiamo un'economia che è ancora al di sotto di circa 8 punti di PIL, della ricchezza prodotta. Quindi quando anche raggiungessimo il numero di posti di lavoro del periodo pre-crisi, se lo facciamo con una ricchezza che è 8 punti al di sotto, evidentemente noi stiamo spalmando, come dire, una ricchezza molto più contenuta con lo stesso numero di posti di lavoro. Quindi contano le ore lavorate, contano ovviamente i redditi che sono in campo. E poi ci sono gli elementi di criticità che conosciamo, che seguono un po' l'andamento nazionale. L'occupazione cresce per una serie di ragioni nelle corti più anagraficamente più avanti negli anni, oltre i 50 anni, e penalizza fortemente i giovani che sono esclusi dal mondo del lavoro con percentuali, anche in quest'ultima tornata rilevazione dell'Istat, molto preoccupante, anzi ovviamente segnalate anche in crescita. Ecco, fatta questa premessa, se parliamo del piano Lavoras, inevitabilmente questo produrrà nel tempo, con tutti i ritardi, anche degli effetti, ma ahimè saranno effetti davvero molto temporanei, perché sono assunzioni limitate, assunzioni a tempo, e peraltro, come noi abbiamo detto dall'inizio, siamo stati tra gli unici, anche tra le forze datoriali, a segnalare questa criticità. Questo è ovviamente un piano che più che un piano di lavoro è un piano di assistenza e di integrazione al reddito, quindi le risorse disponibili verranno impiegate attraverso i comuni, che sono i comuni e le cooperative sociali, che sono i soggetti che faranno le assunzioni, e quindi non sono in campo le imprese. La vera occupazione si fa attraverso le imprese, attraverso ovviamente investimenti e posti di lavoro che siano credibili. Non abbiamo capito la ragione per la quale non si è fatto un piano di lavoro coraggioso con assunzioni e quindi rianimando il mercato, e invece si è scelta una strada che dal nostro punto di vista
produrrà effetti davvero effimeri e non strutturali. E questo aggrava ancora di più le condizioni per il sistema delle imprese locali, perché produrrà un effetto di spiazzamento. Non si capisce la ragione per la quale un'impresa che lavora nei nostri centri, soprattutto quelli dell'interno, si ritroverà ai comuni che assumono e che ovviamente fanno dei lavori, lavorano in cantieri che invece dovrebbero essere appannaggio di soggetti in un momento soprattutto di difficoltà e di imprese che pagano i contributi, pagano le tasse e si ritrovano con la mano pubblica che produce questo effetto di spiazzamento. Bocciata Lavoras, il cronista a questo punto ha una curiosità: come il mondo dell'impresa artigiana valuta la pace fiscale e quel che riguarda l'attesissima flat tax. Ma tanto sulla manovra bisogna come dire, dare un giudizio sospensivo e interlocutorio, perché ancora non conosciamo i termini, non sono stati scritti e quindi vedremo. La stessa nota di aggiornamento non è nota e non è conosciuta. Certo è che dal nostro punto di vista non si può non manifestare preoccupazione. Intanto perché gli interventi annunciati per la misura, diciamo, percentualmente più rilevante si muovono tutti in una logica assistenziale, e quindi che peraltro è importante, però non è pensabile connotare una manovra praticamente destinando tutte le somme su un fronte che da un punto di vista della crescita degli investimenti non riserva niente. E anche sul fronte delle tasse non c'è nessuna riduzione fiscale, se non per la parte davvero molto minima di cui si parla, che riguarderebbe i professionisti nella fascia che va da 15 a 65 mila euro, a cui verrebbe riservata un'aliquota del 15%. Quindi ancora davvero molto poco per dire che si fa una manovra espansiva di crescita e di sostegno al sistema produttivo con la creazione di nuovi posti di lavoro. Grazie Porco, adesso andiamo con la linea alla pubblicità, subito dopo parleremo del congresso che c'è stato a Cagliari per 3 giorni che riguarda la mediazione extragiudiziale. A tra poco.